Benvenuti a una nuova puntata di pillole di napoletano. E questa puntata non la volevo fare, ma va fatta. Allora, la vagina. Ci togliamo subito il pensiero così. Censura di Facebook, esattamente. Censura di YouTube. Benvenuta, buongiorno. Allora, i napoletani e la vagina. Come i napoletani si relazionano con essa e ci sono tantissimi termini che i napoletani utilizzano per indicare la vagina. Partiamo addirittura dalla smorfia. Numero 6 del tabellone 90 indica la vagina con quella che guarda in terra. Quella che guarda a terra per indicare la posizione anatomica della vagina. Ovviamente non è come il pene, quindi è rivolta verso il pavimento. Quindi guarda a terra. E questo è il più aulico, diciamo così. Abbiamo già parlato in un'altra puntata della bucchiacca, semplicemente il suono onomatopeico. Viene anche utilizzato normalmente ormai come termine fessa, ma ci sono tanti altri termini. Andiamoli a analizzare. Ciaccara. Allora, ciaccara dovrebbe derivare dal ciecara, nel senso che a noi uomini è cara, e spesso si usa col diminutivo ciaccarella per indicare la vagina delle bambine, ma persineddo che la ragazzina stessa. Stesso concetto nocchettina, fiocchetto, che è anche un termine italiano. Spesso le nonne ogni tanto sentono dire chi è nocchettina la nonna, chi è l'amore di nonna, diciamo così. Un altro termine che ormai non si usa più è ntac, intaccatura, fessura, per indicare proprio la fessura davanti, dentro. Così come non si usa praticamente più cestunia, che praticamente vuol dire tartaruga, con cui si indicava principalmente una donna, la vagina di una donna un po' al di là con gli anni. Per traslato, la pelle rugosa della tartaruga diventava la pelle rugosa della vagina della donna. Si usava una volta anche senga, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata di pillole di napoletano. Ma senga ormai si indica principalmente la fessura di una porta o la lesione di un muro. Un termine che viene ancora utilizzato è patana, patata, che si usa anche in italiano, che patatona per dire. E probabilmente la spiegazione sta nel fatto che il tubero vive sottoterra, così come la vulva si trova chiusa nei vestiti e nascosta. E per lo stesso motivo viene utilizzato anche il termine tabacchiera, perché come la tabacchiera che contiene il tabacco, anche la vagina va conservata sempre chiusa, per far sì che non si perda nel primo caso il tabacco e nel secondo che si vada incontro a situazioni poco piacevoli. Un altro termine che viene utilizzato e che però ormai è completamente, ho sentito veramente pochissime volte, è chietta, che in napoletano indica la coppia o l'occhiello. La traslazione per vagina dovrebbe derivare proprio dall'occhiello, perché come l'asola ricavata in un tessuto, così come la vagina è un foro ricavato in una pelle. Per somiglianza. Io so già che questo video andrà a finire male, speriamo non me lo censurino. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi rimando forse a una prossima puntata di pillole di napoletano. E come si dice sempre a Napoli, ciao brim!